Mi chiamo Davide e insieme al mio compagno abbiamo realizzato un circuito che simula il funzionamento di un semaforo con chiamata pedonale. L'abbiamo realizzata con la programmazione attraverso l'IDE di Arduino e usando delle variabili che abbiamo definito all'inizio, per poi scrivere tutti i vari passaggi che servono per far funzionare il circuito. Adesso il mio compagno mi spiegherà come funziona. Il semaforo di base lampeggia per le auto e è rosso per i pedoni. Quando viene effettuata la chiamata diventa verde per i veicoli, per poi passare al giallo, al rosso e successivamente diventerà verde per i pedoni. Una volta che diventa giallo suonerà un buzzer per indicare che sta per diventare rosso, e una volta rosso il semaforo per le auto tornerà a lampeggiare giallo. Sono tornato Daniele, nella classe di arti elettronici. Qui abbiamo un PLC dove è realizzato un circuito semaforico pedonale, utilizzato soprattutto in ambito industriale e lavora con tensioni molto alte. Il collegamento è effettuato tramite seriale USB e qui abbiamo una programmazione visualizzata in maniera COP, Ratchet, e si può visualizzare anche in maniera FUP, in modo FUP. E qui possiamo avviare lo stato del programma per visualizzare i PLC singolari. Salve, sono Matteo, adesso vi farò vedere il suo funzionamento. Da come vedete il lampeggio e il pedonale. Mi chiamo Manuel Bovo e sono della terza elettronici. Oggi spiegheremo le reti informatiche. Allora, per rete informatica si intende una condivisione di risorse di tipo hardware o software con un'interfaccia di rete. Faremo queste simulazioni attraverso un software della Cisco, e qui si potrà vedere i lavori. Ecco qui il circuito che vi dicevo poco tempo fa. Qui vediamo un router, qui ci sono due switch con due PC collegati e qui un portatile per riuscire a configurare il router. A questo punto, con il circuito fatto, andiamo a configurare il router attraverso al PC qui in alto collegato. Da qui, entrati nel PC, dovremo andare su Desktop, Terminal, da questa interfaccia schiacciare OK, e per fare la programmazione bisognerà scrivere Enable e conft, però in questo caso non lo facciamo perché il mio compagno ha già configurato in precedenza tutto il router, quindi adesso andrò direttamente a mostrarvi la sua configurazione finale. Mi chiamo Daniele, sono uno studente della terza elettronici. Oggi andiamo a progettare un robot della Lego con il suo software di gestione. Adesso andiamo a modificare la velocità mettendola al massimo.